Tutti abbiamo il cuore spezzato, tutti, 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 non ce n'è uno che non piange e che lo ricorda, una famiglia d'oro. Per me è stato un ragazzo d'esempio, bravo, sempre gentile. In via Rosolén, alle porte del centro di Vittorio Veneto, è calato il gelo quando si è diffusa la notizia della morte sul lavoro di Francesco Vona, che al secondo piano di questo caseggiato viveva con la madre Santina. La famiglia Vona si era trasferita dalla Calabria diversi decenni fa, una vita di lavoro e sacrifici, la loro scandita di recente dalla scomparsa per malattia del papà Giuseppe. E dopo la morte del padre, questa non ci voleva, per la madre non ci voleva, per lui non ci voleva perché a questa età, anche perché morire così mentre lavori, era veramente un bravo ragazzo. Santina nelle prossime ore sarebbe dovuta partire per la Calabria, dove ora riposa il marito. A Vittorio Veneto l'ha raggiunta l'altra figlia che vive in Piemonte. Naturalmente io non mancherò di prendere contatto diretto con la famiglia, con la mamma e naturalmente, ripeto, va il nostro cordoglio, profondo cordoglio, non solo dell'amministrazione comunale ma di tutta la città di Vittorio Veneto. Resta una riflessione più amara e generale con la sindaca Bagliana che chiede un nuovo patto fra imprese e lavoro fatto di prevenzione, formazione e più controlli. Purtroppo nel 2026 continuiamo ad assistere a questi tragici eventi sui luoghi di lavoro e questo ci deve far riflettere perché appunto anche nella nostra Veneto, nella nostra Marca Trevigiana dove diciamo il lavoro è regolamentato e ha delle normative ben severe, succedono queste cose.